È un ragionamento che fila, anzi di più, un percorso già intrapreso, secondo la capogruppo del Partito Democratico in regione, Vanessa Camani, quello contenuto nel post sui social con il quale l'ex sindaco di Padova, Flavio Zanonato, indicando proprio lei come candidato ideale alla presidenza del Veneto per il centro-sinistra, afferma che quel che serve non sono nomi in qualche modo popolari per incassare un sostegno istantaneo ma non durevole, ma puntare su chi sta lavorando per costruire una prospettiva. Il centro-sinistra è una grande responsabilità. Zanonato dice il mio nome, ma in realtà secondo me indica un metodo che a me sembra che sia quello che come centro-sinistra stiamo provando a perseguire. Un'alleanza larga, lo dice più volte Zanonato, fondamentale la tenuta della coalizione, che è un inedito per il centro-sinistra della regione del Veneto. Camani ringrazia e non si tira indietro, serve una scelta consapevole e compiuta all'interno della coalizione. Io non sono una fan delle primarie, penso che la politica possa trovare una sintesi attraverso altri strumenti, i tempi sono anche stretti perché anch'io come Marcato vorrei votare presto, troveremo meccanismi per scegliere il candidato migliore. Io faccio un altro mestiere, faccio il capogruppo al meglio delle mie possibilità. Vabbè, però è pronta a cambiare mestiere, allora è molto distante, No, io diciamo, sono il pronta mestiere a candidato presidente. se il mio partito lo vorrà, il consiglio regionale. E come tutti i componenti della coalizione, immagino siamo a disposizione. Ma per fare il candidato, siamo molto concentrati. La candidata presidente eventualmente. Io sono molto concentrata nella mia attività in consiglio regionale. Sul nome di Camani punterebbe anche l'avversario Roberto Marcato, dice in studio con lei al Ring. Ma non si sorprende che la spingano in pochi. In politica ai bravi, aggiunge Marcato, succede proprio questo. Sull'altro fronte, in diretta a Focus, il capogruppo leghista Alberto Villanova torna a ribadire che se nel centrodestra non si troverà la quadra, la Lega è pronta a correre da sola alle prossime regionali, con 3, addirittura 4 liste. Lega, lista Zaia, lista degli amministratori e lista delle categorie economiche. Abbiamo degli alleati che continuano ad attaccarci praticamente ogni giorno, e anche qui devo riconoscere che Tosi è un leader dell'opposizione veramente in gamba, nell'ultimo anno si è dimostrato veramente un leader. So che il PD sta cercando un candidato a governatore, magari può trovarlo vicino a noi. Noi non dobbiamo aver paura, noi abbiamo rispetto di tutti, ma paura di nessuno. E allora dobbiamo prepararci a qualsiasi scenario, perché se arriviamo a una situazione come questa che stiamo vedendo, di fronte a quello che per noi è la linea del Piave e sarà sempre la linea del Piave, ci troveremo a un punto dove dovremo fare anche le nostre scelte.